Via! Boh. Tampona Andrea del T4. Tampona Andrea del T4. Andrea del T4. Tampona Andrea del T4. Eccola, rientriamo nell'oscurità. Come giocare con la propria giovane vita, non imparare mai dalle puntine del mondo. Io questo te lo ricordo ogni volta. Andale, arriba. Ti ha sorpassato Andrea? Non va bene ste robe. Ciu, Andrea alla ribalta, dai che lo riprendiamo, dai, è una gara all'ultimo sangue, come Popo, una gara senza esclusione di colpi, infatti adesso gli arriviamo in parte, gli tiriamo un colpo in testa e lo sorpassiamo, no? Ok, in questo momento sono ancora vivo e già questa è una cosa simpatica, o perlomeno a me simpatica, no? Ne sono uscito vivo, bene, tutto ciò è molto piacevole. In galleria, cotietosia, ecco! Cosa fanno lì? Fanno, ecco, cosa fanno lì? Fanno amore, non si fa amore così, vi abbiamo visti, vi abbiamo beccati. Però Italia, giusto per essere un po' ripetitivi, un casino così non si è mai visto prima qua, veramente una cosa indescrivibile. Un autoctono del luogo, buongiorno signor autoctono. Io non parlare italiano molto, tu non capisci, tu non capisci niente. Tu non conosci Cascata di Sofia. No. Va, che panorama Italia intanto, degustibus, guarda, lo so, ok, te guardavi la toppa locale là, vedi, ti sei fissato, invece no, tac, via zoom, devi guardare tutto il panorama, tutto il contesto rurale, non so cosa vuol dire rurale, però tanto figa, fighissimo. Dove sei Italia? Sei nella stradina che porta alla cascata della Sofia. Oggi, come già detto più o meno 25 milioni di volte, più trafficata che mai. Punto, a capo. Bellissimo, stendi biancheria per auto, lo voglio anch'io nel camper. Lezione di tamponamento di come fa la polizia americana. Allora, la polizia americana va e tac! Vedi, gli affianca l'auto del delinquente e dopo gli gira a destra e lo stampona così e lui in teoria dovrebbe andare fuori strada in teoria, però in pratica no, non capisco sto discorso. Perfetto, guarda Italia, moderni antifurti, guarda che robe, che vabbè, ma guarda che tecnologie, sì. Guarda mod Italia. Allora qui sei all'entrata della cascata della Sofia, l'avevi già vista in una vecchia puntina, bella anche questa, bella, dove l'entrata c'è il baretto e dopo c'hai la famosa statua con l'orsetto di legno e poi l'entrata per la cascata, ma noi adesso ti porteremo a vedere l'entrata segreta che porta sotto alla cascata. Questo è il panorama che è dal baretto Italia, guarda che figata, di no? Ascolta, noi dopo proviamo a entrare per di là sotto, anche se ho paura che c'è l'acqua troppo alta, perché lì sotto c'è l'entrata segreta di Singano che ti consente di entrare tramite delle grotte sotto la cascata ed è una figata pazzesca, però adesso vediamo come funziona. Sì, sei un fiato depresso, però insomma sbavo, guarda che posti che ti porta a Singano, guarda che bello. Aspetta, questo non è nient'altro che il percorso per arrivare alla famosa cascata della Sofia che adesso andiamo a vedere. Eccoci, preparati Italia, aspetta che non vi sia fila col bigliettino da prendere, sì, come in farmacia.
Bisogna c'era il biglietto qua, un altro qua, guarda che lavori. Vediamo qua, vieni con me. Guarda. No, vabbè, dopo ci spostiamo. Andiamo a vedere la cascatona che è là, ma soprattutto dopo vediamo se riusciamo a entrarci da sotto. Italia, ho paura che salta tutto, perché l'entrata, se non ricordo male, era lì. C'è l'acqua troppo alta, quindi mi sa che non ce la facciamo. Massimo 10 persone. Dai che rischiamo, dai che andiamo a far peso tutti. Ma sì, dai. Sì, una volta ero entrato da di qua. Beh, giusto per vedere, dai, andiamo a vedere. Hop. Andiamo a vedere. Si è aperta sta famosa entrata, ok. E se ripeto, permesso, vedo l'acqua abbastanza altina. Sì, ero entrato proprio di qua. Ah no, paura. Vabbè, andiamo a vedere, però credo di aver già capito che non si entra. Molto che è friabile qua. È friabile? Ah, tipo i grissini. Italia, vieni con noi. Opla! No, però non ricordo di essere entrato di là. Marco, alla tua sinistra vedi un buco, un'entrata? Sì, ma non si può andare a piedi. Però abbiamo sbagliato. No, non mi ricordo sta roba qua da scavalcare. Non si può andare scendendo di qua, se Probabilmente lì era secco, io camminavo di là, entravo dopo Marco e là c'era l'entrata. Però Marco dice che è pieno allora là. Non si entra, che sfiga. Peccato perché ragazzi era un panorama unico, una figata unica, veramente una strafigata. Però vabbè, era bello rifarlo adesso anche con la Sony nuova. Vabbè, pazienza, dai, pazienza. Non si può vedere tutto alla vita. Tipo ad esempio, io potevo essere con 4 strafighe, invece no. So con Marco, l'imitazione di Riccardo Baratella e Andrea del T4, cioè vedi tu, altro che fighe. Vabbè, Italia. Guarda il pezzo morto, guarda il pezzo morto. No, usa un tronco. Ma no, sei un tronco. Devi avere sempre questi pensieri macabri di morte, di decomposizione. No. un colombo con un'ala sola. Ma no. Somigliava però Ma così. no, giunto qua. No, Somigliava. invece, già che siamo qua e non possiamo andare a visitare sotto, andiamo a esplorare qualche altra entrata, non lo so. Vabbè. È che Marco è a piedi però. Quella la cosa. Ma di là dov'è che si va? No, là finisce, ti guardi il panorama del lago, ti fai la foto e via. Di qua si sale. Dai, hop, Si sale per lì, si sale per lì. di qua o no? Sì, allora. Dai, tac, che bene che vado con la mascherina che mi toglie quel giusto di ossigeno. Hop. E che bello che non ho più le vertigini con il discorso di non fumare, bello. Eccola. Figata. No, è bello, voi non capite, è una situazione piacevole. Era andato a pregare per te? Buongiorno signor autoctono. Buongiorno, io sono sempre quello di prima, non capire, parlare poco. Parlare poco italiano. Non capisci. Viva Italia, viva Conte. Keep looking at the way you move and I'm taken. It's complicated. Don't wanna take my hands off you 'cause I'm taken. But it's complicated. I love you so much, I'm gonna say to the world, my angel, baby, I love you so much, bold, my angel, baby, I love you so much, I'm gonna say to the world, my angel, baby, I love you so much, bold, my angel, baby, I'm never fucking